Allora, si procede adesso con la firma dell'incarico del disciplinare di incarico per la consulenza artistica del professore Giuseppe Agnello. Alla presenza del sindaco che firma l'atto, i due assessori competenti, uno per il turismo e l'altro per la cultura, la vicepresidente del Consiglio Comunale in rappresentanza di tutto il Consiglio Comunale. Prego, la firma del sindaco e la firma del professore. Prego, professore. Prego, professore. Scusami un po'. Anche il sindaco. Complimenti. Ovviamente devo dire che sono particolarmente lieto di questa cerimonia semplice e molto significativa. Molto significativa perché noi abbiamo la fortuna di poter avere la collaborazione del professor Giuseppe Agnello dell'Accademia Belle Arti di Palermo, nostro illustre concittadino. Sottolineo a titolo assolutamente gratuito, e di questo lo ringrazio moltissimo, così come gli assessori che hanno lavorato a questo progetto, l'assessore alla cultura Luigi Castiglione, l'assessore al turismo Lucio Conte. Abbiamo sempre avuto il sostegno di tutto il Consiglio Comunale, che oggi qui è rappresentato dalla vicepresidente Giovanna Matteriano. È una cerimonia significativa perché il progetto della nostra amministrazione è quello di un rilancio sul piano turistico e culturale del nostro paese, e vorremmo, come dire, cercare di abbellire anche il nostro paese. L'amministrazione deve fare la sua parte con la pulizia, la sistemazione, abbiamo già pronto un piano parcheggi, un piano traffico, dobbiamo sistemare ancora meglio la pulizia del paese, però è anche importante che possiamo anche abbellire alcuni angoli del nostro paese, e in questo abbiamo bisogno di chi professionalmente, di chi ha un bagaglio anche culturale e professionale, che in questo campo può darci un consiglio importante. E col professore Agnello vorremmo riprendere anche il vecchio progetto del Museo Mura. Abbiamo già visto i locali del castello e dobbiamo vedere di poterli anche ristrutturare e rilanciare anche, come dire, altri angoli particolari, suggestivi del nostro paese. Credo che sia un arricchimento importante non soltanto per la nostra amministrazione, per il Consiglio Comunale, ma credo per l'intero paese, e noi non possiamo fare altro che ringraziare assolutamente il professore Agnello e ovviamente chi ha prodotto anche tutti gli atti, la dottoressa Yolanda Salemi, ma anche la segretaria comunale, la dottoressa Marotto, e tutti i dipendenti comunali che stanno collaborando con l'amministrazione comunale per portare avanti un progetto di rilancio di questo paese. Gradirei qualche anche accenno che il professore possa dire qualcosa. Io intanto volevo ringraziare il sindaco per la fiducia e i presenti, l'assessore alla cultura, l'assessore al turismo, la vicepresidente del Consiglio Comunale, la dirigente Yolanda. Lo volevo ringraziare per la fiducia, soprattutto io ho sempre pensato che, essendo figli di questa comunità, in qualche modo ciascuno deve restituire alla comunità le esperienze acquisite nei nostri ambiti. Io diciamo che in precedenza ho anche collaborato con amministrazioni passate nel tentativo sempre perché ho sempre creduto insomma, che la cultura è un momento di crescita e penso che è alla base di tutto il resto. E quindi diciamo che nei prossimi giorni mi confronterò anche con il sindaco e con gli assessori per cercare in qualche modo di tracciare anche un percorso che sia un percorso legato un po' ovviamente al mio ambito artistico. Cercherò in qualche modo di creare una sorta di collaborazione con l'Accademia Belle Arti di Palermo, e quindi insomma è tutto un po' di venire. Grazie. Ok, da questo momento ufficialmente sono molto contento di partecipare e di essere uno tra i proponenti di questo incarico al professore Agnello. La squadra si arricchisce ancora di più di un'altra figura importante del nostro paese. È chiaro che l'interesse dell'amministrazione è quello di coinvolgere più possibile, ma le migliori risorse e le intelligenze più spiccate del nostro paese, perché è nell'interesse di tutti
che il nostro sia un paese bello, accogliente, vivibile e all'avanguardia. Grazie al Sindaco, grazie al professor Tornello, grazie all'assessore Conte e alla vicepresidente Martellano per quello che stiamo facendo per il paese. Grazie a tutti. Anch'io voglio dire due parole, dato che è un grandissimo amico mio, Peppe Agnello. Abbiamo lavorato molto per fargli avere questa consulenza e lo ringrazio personalmente di cuore. E io credo che è un grande acquisto per la comunità di Regalmuto, ma principalmente per l'amministrazione che deve lavorare e far diventare molto molto artistico questo paese che sta un pochettino sprofondando e stiamo cercando in tutti i modi di risollevarlo da qualsiasi punto di vista. Quello principale dal punto di vista artistico è che la gente di Regalmuto stesso, io vedo che quando parla di Regalmuto parla sempre a lamentarsi, e devo dire che hanno ragione tra le altre cose. Io credo che l'arrivo di Peppe darà molto come si dice, input a fare diventare bello questo paese.